Oggi vi faccio vedere come preparo il mio rotolo alla Nutella. 4 uova, vedete, le ho separate, il rosso e il bianco da parte. Nelle 4 uova ci ho aggiunto un bicchiere di olio e un bicchiere e mezzo di zucchero. Qui invece ho montato gli albumi a neve. Io ci metto anche un po' di vanillina, 2 bustine. Mezzo chilo di farina, che l'avevo già pesato in precedenza, e un bel bicchiere di latte. Quasi alla fine ci aggiungo una goccina di latte e una bustina di lievito Pane Angeli, e poi piano piano vado ad incorporare l'albume d'uovo, piano piano, per non far perdere, diciamo, le bollicine che si sono fermate dentro, E ora vado a versare tutto il composto su una teglia da forno con carta da forno bagnata, lo stendo e un quarto d'ora dentro al forno, un quarto d'ora, 20 minuti. Allora, il rotolino è pronto e io ci vado a mettere un po' di Nutella, ma giusto un po', E siccome a caso un insaziabili, ci vado a mettere pure un po' di Kinder cereali. E mo piano piano con le mani ve lo andate a rotolare. Eccolo qua ragazzi, è pronto. Vediamo con portare 2 minuti e il rotolo non c'è più.